Catania era avvolta da un cielo cupo, mentre le onde del mare si infrangevano sulle rocce nere. In quella terra baciata dal sole nacque una fanciulla dalla bellezza luminosa e dal cuore puro. Il suo nome era Agata. Fin da piccola aveva sentito una voce dentro di sé, una chiamata dolce e potente che la portava a donarsi interamente a Dio. Ogni giorno, con le mani giunte e lo sguardo rivolto al cielo, offriva il suo cuore con devozione, senza desiderare nulla che non fosse l'amore divino. Ma il destino aveva in serbo per lei una prova dura, un cammino di sofferenza che avrebbe illuminato il mondo con la sua fede. Un uomo potente, attratto dalla sua bellezza e dalla ricchezza della sua famiglia, volle possederla. Le promise una vita agiata, ricca di onori e privilegi, ma Agata rifiutò con dolce fermezza. Vedendo che nessuna lusinga riusciva a piegare quella volontà incrollabile, l'uomo si lasciò divorare dall'ira e usò il potere per piegarla. Fu strappata alla sua casa e condotta in un luogo oscuro, dove una donna senza scrupoli tentò di corrompere la sua anima. Con parole velenose e inganni, provò a farle dimenticare la sua fede. Ma Agata era come un fiore che cresce anche nella terra arida. Niente poteva spegnere la luce che portava dentro di sé. Dopo molte settimane, quando si comprese che nulla poteva scalfire il suo spirito, venne riportata davanti all'uomo che tanto la desiderava. Lui la guardò con finta dolcezza e le chiese perché, pur essendo nobile, volesse vivere nella povertà e nella rinuncia. Agata rispose senza esitazione: «Essere nobile significa servire Dio». Quelle parole, così semplici e forti, incendiarono la rabbia di chi la voleva possedere. Ordinarono che fosse colpita, ferita, umiliata. Ma il suo sguardo rimase sereno. Anche quando il dolore lacerò il suo corpo, il suo cuore continuava a brillare. Fu gettata in una cella buia, lasciata senza cibo e senza cure. Ma la notte un uomo vestito di luce le apparve. Con voce calma e sicura, le disse di non temere, perché il suo sacrificio non sarebbe stato vano. Poi posò le mani su di lei e il suo dolore svanì. Quando il suo persecutore la vide ancora in vita, più forte e luminosa di prima, il suo odio divenne furia. Fu condotta su un letto di fuoco, mentre la folla assisteva tremante. Ma proprio in quell'istante la terra si mosse con violenza. Un boato scosse la città e gli edifici tremarono. Un grido si levò: «È la mano di Dio!» L'uomo che aveva voluto spezzarla, temendo per la sua vita, la fece riportare nella prigione. Stremata ma felice, Agata sollevò gli occhi al cielo e sussurrò una preghiera. «Signore, mi hai protetta fin dal primo giorno, hai reso il mio cuore forte. Ora accoglimi fra le tue braccia». Un respiro, poi il silenzio. Fu allora che la città comprese chi era davvero Agata, non solo una fanciulla, non solo una martire, ma un faro di luce che avrebbe brillato per sempre. Il cielo quella notte sembrò più limpido e il vento portava con sé un profumo dolce, come se la terra stessa volesse onorare chi aveva dato tutto per l'amore più grande.